Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati insieme oggi e come sempre, come tutti gli altri giorni, per raccontarvi quello che è accaduto nella nostra regione nelle ultime ore. E allora iniziamo subito con la cronaca in primo piano come sempre per raccontarvi di un incendio scoppiato questa notte intorno alle 4. Siamo a Resana. Le fiamme hanno interessato un club sportivo, in particolar modo l'incendio, le fiamme hanno colpito, interessato un'area adibita a ristorazione. I danni maggiori le hanno riportate le parti esterne costituite da casolari adiacenti alla struttura principale. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco, Asolo e Cittadella sono però riuscite a circoscrivere l'incendio prima che si propagasse proprio al ristorante. Sul posto anche i sanitari del SUEM per una persona rimasta lievemente intossicata e trasportata all'ospedale di Castelfranco. Sul posto anche i carabinieri di Montebelluna che insieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco dovranno chiarire le cause che hanno portato allo scoppiare del rogo. Dalle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un cortocircuito di un elettrodomestico del locale. E adesso torniamo alla morte di Annabella Martinelli. Mentre si approfondiscono le chat della ragazza e si attendono gli esiti dell'autopsia, le risposte che ancora mancano dovrebbero arrivare proprio da questi accertamenti. L'esperto di disagio giovanile parla di fenomeno da affrontare senza tabù. Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio. Verrà eseguita martedì sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne trovata senza vita nel bosco a Teolo, impiccata a un albero. La procura è già ragionevolmente certa che non siano coinvolte altre persone, che si tratti di un gesto volontario, ma si cerca la conferma definitiva. L'ultimo particolare che emerge è quello di un cerotto trovato sulla bocca della ragazza, che potrebbe esserselo applicato da sola. Il giorno dei funerali, ancora da stabilire, sarà proclamato il lutto cittadino a Teolo, mentre i familiari hanno deposto dei fiori sul luogo del ritrovamento, mantenendo però il silenzio. Al di là di questo dramma e più in generale, il pensiero corre ai tanti giovani colpiti dal disagio, un fenomeno del quale per fortuna si parla sempre di più. I ragazzi si trovano ad affrontare in questi ultimi anni un mondo un po' diverso da quello delle generazioni precedenti, un mondo in cui le prestazioni sono importanti, ogni cosa che noi consideravamo privata in passato è diventata pubblica tramite i social, in cui si sentono spesso sotto un giudizio permanente dei propri pari. E le famiglie cosa possono fare? Come possono aiutare i propri figli? Le famiglie devono in primo luogo uscire dalla logica del senso di colpa, nel senso che è normale attribuirsi una responsabilità, ed è giusto che ci sia chiaramente da un lato una responsabilità, ma uscendo anche dalla logica che ogni forma di disagio sia sempre prevedibile o controllabile. È importante che ci sia uno spazio che crei prevenzione. Ecco, diciamo che la prevenzione del disagio giovanile non passa dalla previsione puntuale di ogni singolo evento o dalla possibilità di annullarlo magicamente. Insomma, del disagio occorre parlare. Il malessere dei giovani deve poter uscire allo scoperto e trovare ascolto. Possiamo imparare a parlare del nostro disagio, del nostro malessere, senza patologizzarlo, stigmatizzarlo o considerarlo necessariamente qualcosa di cui vergognarsi. Al contrario, parlare del disagio e dare uno spazio di ascolto al disagio diventa la forma di prevenzione più potente che abbiamo. Un giro di prostituzione è stato scoperto dai carabinieri in alcuni locali dell'Alta Padovana. Secondo le indagini erano coinvolte una quarantina di ragazze, 5 le misure cautelari nei confronti di altrettanti veneti. Sono durate più di un anno le indagini dei carabinieri della compagnia di Cittadella sul giro di prostituzione che gravitava attorno a un locale notturno di Campo San Piero nell'Alta Padovana, chiuso dopo le perquisizioni della notte, e a un secondo night di Pianiga nel Veneziano. Un imponente giro, movimento di donne sia italiane che dell'Est Europa presso un paio di strutture ricettive dell'Alta Padovana localizzate in Borgo Rico e Campo San Piero, e sostanzialmente nel giro di breve tempo abbiamo capito che queste signore prestavano la propria opera sotto un paravento legale gestito peraltro da 2 società, una SRL e un'associazione culturale. 5 i veneti tra i 50 e i 60 anni, destinatari di misure cautelari, tra cui un trevigiano di Resana con 3 di loro agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di firma.
40 ragazze tra i 20 e i 45 anni, italiane dell'Est Europa, si esibivano nei locali a fronte di un contratto e di uno stipendio tra i 60 e i 90 euro al mese, in apparenza regolari. Nei privé del locale, con una tariffa a tempo, 50 euro ogni 10 minuti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avvenivano invece prestazioni sessuali, pagate poi in contanti o addirittura col POS, fingendo che fossero consumazioni. Interessante che l'indagine patrimoniale svolta dal nucleo operativo della compagnia di Cittadella ha permesso di ricostruire una serie di movimenti finanziari messi in atto da 2 di questi promotori che sono finiti agli arresti domiciliari, che consistevano sostanzialmente in un meccanismo di ricezione dei proventi corrisposti dai clienti alle prostitute, lavaggio e ripulitura attraverso una serie di operazioni bancarie e finanziarie utilizzando le 2 persone giuridiche citate, reimmissione nell'economia legale, quindi legittima. I carabinieri hanno anche sequestrato oltre 12.000 euro, mentre le accuse a vario titolo sono di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per 2 di loro di autoriciclaggio di denaro. I carabinieri hanno identificato i protagonisti della rissa scoppiata in pieno centro a Mogliano lo scorso 27 agosto, durante la quale un ragazzo rimase ferito da un coccio di bottiglia. Si tratta di 8 giovani. A casa di 2 di loro trovato un arsenale. Li devo ringraziare a nome di tutti i cittadini moglianesi per come stanno operando qui a Mogliano Veneto, ma in tutta la provincia e tutto il Veneto. Dall'assessore alla sicurezza Muraro un plauso ai carabinieri che hanno chiuso le indagini sulla rissa scoppiata lo scorso 27 agosto in via Zara, a 2 passi dal municipio di Mogliano. I militari della stazione moglianese, con il supporto degli equipaggi del NOR della compagnia e di una unità cinofila del nucleo di Torreglia, hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 8 giovani, 4 tunisini, 2 albanesi e 2 italiani, tutti di età compresa tra i 19 e i 26 anni, indagati ora a vario titolo per rissa aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito, ad affrontarsi sarebbe stato il gruppo composto dai cittadini tunisini da una parte e quello di italo-albanesi dall'altro. Non si conoscono i motivi che avevano portato allo scontro, con uno dei nordafricani ferito ad un braccio da un coccio di bottiglia con una prognosi di 20 giorni. L'indomani in via Zara i segni della violenza. Venendo a lavoro la mattina dopo ho visto delle macchie scure che, intuendo cosa fosse successo la sera prima, ho dedotto fosse sangue. Immediate erano scattate le indagini dei carabinieri che, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, erano risaliti agli 8 giovani. Ragazzi che purtroppo avevano causato una rissa, ma poi alle spalle, nelle perquisizioni a casa, è stato trovato un arsenale. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei 2 italiani di 26 e 20 anni, i militari hanno scoperto un tirapugni, un coltello a serramanico della lunghezza di 12 cm, circa 45 grammi di hashish, una replica a salve di pistola semiautomatica priva del tappo rosso, oltre a 3 pugnali di varie lunghezze e un bastone sfollagente telescopico di circa 50 cm. I 2 sono stati per questo denunciati anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi bianche. L'attenzione a Mogliano sul fronte sicurezza rimane altissima, implementata la presenza di carabinieri e polizia, mentre dalla sua il comune si è affidato alla vigilanza privata e sta incrementando il personale della polizia locale. Stiamo assumendo un nuovo ufficiale per la polizia locale, abbiamo assunto 2 nuovi operatori per la polizia locale. Polizia locale dotata di bodycam e da qualche giorno anche di 2 taser. Proprio alla luce della pistola elettrica, nell'ultima seduta di giunta l'amministrazione ha deciso di affidarsi ad un addestratore virtuale per la preparazione dei propri agenti. Un software nel quale gli agenti della polizia locale potranno, vedendo varie simulazioni di realtà che potrebbero succedere, come poter intervenire. E sono stati identificati anche i responsabili della rissa scoppiata a novembre al patronato di Romano Dezzelino. Sono tutti giovanissimi. Identificati e denunciati i responsabili della rissa scoppiata lo scorso 5 novembre, poco prima delle 18, nel cortile del centro parrocchiale di Romano Dezzelino. Si tratta di 4 giovani, di cui 3 minorenni e un maggiorenne. In quell'occasione era stato il parroco a segnalare l'episodio ai carabinieri che, dopo aver acquisito e visionato i filmati dei sistemi della videosorveglianza della zona, hanno identificato alcuni testimoni, tra cui una volontaria della parrocchia che era intervenuta per porre fine alla rissa. Da quanto i militari sono riusciti a ricostruire,
ricostruire in quell'occasione, a seguito di una lite sui social, 2 minorenni si erano dati appuntamento nel piazzale davanti alla chiesa per chiarirsi. Dopo qualche spintone reciproco, la situazione era degenerata e avevano iniziato a prendersi a pugni. A loro poco dopo si erano aggiunti altri 2, assieme a un terzo soggetto non ancora identificato, tutto davanti agli occhi di tanti ragazzi che frequentano l'oratorio. Solo l'intervento della volontaria, dicevamo, aveva interrotto la rissa, mentre i responsabili si erano dileguati, ma il lavoro d'indagine dei carabinieri li ha smascherati. Ora è caccia al quinto individuo. Si tratta di un gesto estemporaneo rispetto a quello che è la nostra abitudine di comunità, però ci fa riflettere anche sul fatto che bisogna arrivare ancora più in là rispetto a quello che già si fa. Non è una novità sentire i fatti di cronaca di risse, e invece è un fatto che sul quale dobbiamo porre attenzione, è quello di investire sempre di più sulla prevenzione di questo tipo di situazioni, non solo come amministrazioni ma come rete di soggetti educanti, quindi amministrazione, scuola, parrocchie, società sportive e tutti quanti quelli che sono le associazioni o gli enti che hanno a che fare con i ragazzi. La prima però è la famiglia. Difatti in questa situazione le famiglie sono state coinvolte in modo appropriato proprio per far capire e per essere responsabilizzate su quello che era avvenuto. Torniamo a parlare della liberazione di Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia che era detenuto in Venezuela da oltre un anno e liberato pochi giorni fa con i ringraziamenti alla comunità da parte dei genitori. Buongiorno al nostro Lorenzo Maier che ci racconta tutto quanto. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori e ovviamente buona domenica a tutti voi. Dici bene, ieri sera alle 18:30 nella chiesa di Sant'Antonio è stato un momento importante per la comunità del ringraziamento. In realtà una messa di ringraziamento per la liberazione di Alberto Trentini, come vi abbiamo raccontato, c'era già stata proprio lunedì mattina, poche ore dopo l'annuncio della sua liberazione, ma ieri, sabato sera, in chiesa c'erano i genitori di Alberto, mamma Armanda e papà Ezio, sono stati citati dal parroco Don Renato Mattuia, che ha sempre seguito questa vicenda, e si sono uniti al ringraziamento della comunità. È stata letta per l'occasione anche questa mattina, e lo sarà anche nei prossimi giorni, una preghiera scritta apposta di ringraziamento della comunità, ringraziamento al Signore, alla Madonna e ovviamente a Sant'Antonio, che è il patrono della comunità dove risiedono i genitori di Alberto, dove è nato Alberto. Una preghiera molto significativa che prende spunto dalle parole di Bruno Forte e oltre a ringraziare per Alberto chiede la pace, chiede che anche le altre persone ancora recluse, sappiamo che in Venezuela ce ne sono tantissime e possono essere liberate. Grazie Signore per aver spianato la strada al ritorno a casa di Alberto, così diceva una riga, un versetto della preghiera. Armanda e Ezio, che ieri con discrezione hanno partecipato all'Eucaristia, non hanno parlato, è stato un ringraziamento silenzioso, ma hanno ricevuto comunque l'abbraccio, l'affetto, le strette di mano di tutti quanti, commossi. Una celebrazione ieri peraltro significativa perché ricorreva anche il ricordo dell'anniversario della morte del diacono Gianni Ferraresi, molto legato a questo territorio, quindi i genitori che conoscevano appunto hanno voluto unirsi e la comunità si è stretta a loro con affetto e con vicinanza. Un ringraziamento l'abbiamo detto prima, silenzioso ma comunque significativo, perché dove non sono arrivate le parole è arrivato il cuore. Adesso è inutile dire, Francesca, che l'attesa, i pronostici sono tutti, le ipotesi su quando tornerà il leader di Venezia a Alberto Trentini. Su questo non ci sono ancora notizie ufficiali. Potrebbe essere, così è stato detto alla vigilia, un periodo anche abbastanza lungo, perché evidentemente 423 giorni di reclusione in Venezuela hanno lasciato segni profondi. Comunque non vi è dubbio che prima o poi ci sarà questo ritorno, ci sarà l'abbraccio, il saluto della comunità, come il parroco ha detto, verranno risuonate dopo che l'hanno fatto anche lunedì mattina alle 7:05 le campane a festa quando tornerà, e quindi adesso lo aspettano tutti, forse anche
il fatto che non sia tornato subito hanno allentato un po' la morsa del clamore mediatico anche delle truppe nazionali che erano arrivate. Ci sarà sicuramente il tempo per la comunità di salutarlo. Ricordiamo tutti che si conclude con oggi, insomma, 10 giorni storici carichi di emozioni e sensazioni anche contrastanti, perché non si avevano notizie da quando il giovedì della scorsa settimana, quindi da giovedì, se non vado errato, da giovedì 8 gennaio in tarda serata è arrivata la notizia che l'Assemblea venezuelana avrebbe liberato alcuni prigionieri, tra cui molti stranieri. Poi la conferenza della Premier Meloni, dalla quale si aspettava una dichiarazione di liberazione già avvenuta, che invece non è arrivata, quindi l'attesa sotto casa venerdì, sabato, anche domenica, come vi abbiamo raccontato, poi finalmente lunedì le campane a feste e martedì l'attesa vana del ritorno a casa di Trentini, anche se con il cuore più leggero, perché comunque si aveva notizia che Alberto Cavabene era stato liberato, e quindi già martedì mattina il rientro a Ciampino con quell'abbraccio che è un'immagine storica di questa vicenda e appunto tra ieri e oggi il ringraziamento della comunità, quindi un po' un cerchio che si chiude in attesa della ciliegina sulla torta. Assolutamente sì, ci sarà chiaramente poi un altro abbraccio quando Alberto rientrerà nel suo lido di Venezia. Grazie davvero Lorenzo per tutti questi importanti aggiornamenti, buon lavoro e ancora buona domenica. A voi. E noi torniamo alla cronaca, torniamo a parlare della piaga dei furti. Restano in carcere i 2 ladri acciuffati a Resana, in provincia di Treviso, ritenuti responsabili di 12 colpi, 10 di questi nel bellunese. Tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio emergono nuovi dettagli sui loro colpi. In Italia vivevano di espedienti da almeno una decina d'anni circa, si spostavano in auto e in treno e nello zaino, oltre all'occorrente per scassinare porte e finestre, avevano anche le pattine per non disturbare il sonno dei malcapitati. Il ritratto dei 2 malviventi acciuffati dai carabinieri martedì scorso in un appartamento a Resana, in provincia di Treviso, è quello di 2 professionisti di elevato spessore criminale, spiega il comandante provinciale dei carabinieri Carmelo Rustico. 40enni di nazionalità albanese irregolari con precedenti specifici. 12 i colpi accertati, di cui 10 in provincia di Belluno, 8 consumati, 2 tentati. Effettuavano delle effrazioni sugli infissi, entrando anche in presenza dei proprietari, anche se non hanno mai effettuato delle violenze, anzi nel momento in cui venivano scoperti si davano alla fuga velocemente. Nel covo a Resana i militari della compagnia di Feltre hanno recuperato gioielli e orologi di lusso, oltre ad accessori e capi di vestiario firmati per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Siamo riusciti a individuarli grazie a un'attività di indagine molto, molto serrata, che ha permesso prima di individuare la zona dove questi trovavano ospitalità durante nei loro periodi di riposo, operavano la notte, quindi riposavano di giorno, e poi da lì con osservazioni sul posto, pedinamenti e attività tecnica siamo riusciti a individuare con certezza il loro covo, e al termine di un altro raid eseguito a Castagnole di Paese siamo entrati all'interno dell'abitazione trovando la refurtiva. A tradire i 2 malviventi un paio di AirPod, auricolari dotati di geolocalizzazione, che si trovavano nella tasca interna di un giubbotto di marca rubato in uno dei raid fra Santa Giustina e Feltre. La fase conclusiva delle indagini la mattinata del 13 gennaio. Quando a Resana, dopo che avevamo individuato quello che era l'abitazione Covo, avendo appreso da altre attività tecniche nei nostri servizi del raid che si era di fatto commesso poche ore prima nella località di Castagnole di Paese, si decideva di effettuare questa attività di iniziativa e quindi di fare un'irruzione in quello che era questa sorta di covo dove loro sapevamo che erano alloggiati, e li abbiamo sorpresi ancora all'interno di questi alloggi con tutta la refurtiva degli ultimi furti. Nei confronti della coppia è stato eseguito un fermo di indiziato di polizia giudiziaria convalidato per competenza territoriale dal GIP di Treviso, mentre gli atti sono stati trasferiti alla Procura di Belluno, dove è stato commesso il primo furto.
E allora continuiamo a parlare di furti, perché c'è un evento, primo nel suo genere, l'appuntamento è il 26 gennaio al Museo di Santa Caterina a Treviso, è un evento organizzato da Furti in Corso. Buongiorno a Cristian Demma, Presidente dell'Associazione Furti in Corso. Buongiorno a tutti voi, buona domenica. Un Cristian Demma affaticato, perché è un impegno non da poco questo convegno, sì, che per la prima volta porterà i cittadini a confrontarsi apertamente con le istituzioni, ma soprattutto con il Ministero, perché oltre a lei ci sarà il sottosegretario Ostellari, esatto, con il quale si è aperto dallo scorso agosto un canale diretto. Sì, si è aperta questa collaborazione diretta con il Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona del senatore Ostellari, che io continuo sempre a ringraziare, perché ci sentiamo ormai con la segreteria sua 2 volte a settimana proprio per organizzare questo evento che non pensavo sinceramente fosse così difficile da organizzare, però darà molta soddisfazione, perché vedo già la gente e anche le persone che sono interessate. Proprio questa mattina ho visto 2 minuti fa che mi chiedono anche di essere accreditati altre associazioni e via, quindi insomma sta prendendo veramente la sua misura ed è un unico nel suo genere, perché non si è mai visto in Italia. Io ho anche cercato dappertutto e ho sentito chiunque, ma non ho memoria e storia, dove le persone, cioè il cittadino, noi possiamo direttamente parlare con il Ministero, cosa che abbiamo sempre 100.000 filtri, ogni volta diciamo ma a Roma perché non riusciamo a farci... Eccolo qua, ed è una cosa che ha voluto fortemente anche il senatore Ostellari, quindi è nata assieme, l'idea proposta, presa subito in considerazione, sviluppata a tempi tecnici e fatta. Perché la piaga, la possiamo definire benissimo così, dei furti è sentita, è molto sentita. Noi nei giorni scorsi abbiamo detto che c'è stata una pausa quasi fisiologica durante il periodo natalizio, lei ha fatto anche tra l'altro un post proprio su questo, e sono ora ripresi con un'impennata preoccupante. Ce ne siamo occupati, insomma chi ci segue lo sa benissimo, proprio anche grazie a quello che è la pagina di Furti in Corso, questo osservatorio speciale che ci permette di monitorare la situazione. Insomma abbiamo parlato di castagnoli di paese con diversi colpi, nella notte tra l'altro il servizio è appena dato in onda, i 2 arrestati sarebbero responsabili proprio di alcuni colpi a castagnole con i proprietari in casa mentre dormono. A Treviso i ladri acrobati che si arrampicano ovunque come gatti, sì, assolutamente. che fuggono, quasi, esatto, che fuggono con un'agilità incredibile a fregona, scappando da un giardino all'altro. Sì. Anche diciamo scappando, ma non con così tanta paura, perché insomma li vediamo anche sereni ultimamente quando vanno via. Anche immagini che saltano la recinzione con molta tranquillità. E tra l'altro insomma c'è anche un altro furto recentemente nella zona di San Biagio di Callalta. Sì, assolutamente, proprio stamattina ne parlavamo nella zona di Olmi, per capirsi. C'è stato un furto abbastanza eclatante pochi giorni fa, dove la famiglia aveva appena anche rimesso tutto a nuovo con vetrate, doppi vetri e quant'altro, e sono arrivati a piccone a sfondargli tutto, quindi con dei danni eclatanti, perché io continuo sempre a dire no, noi siamo vittime di questi furti e purtroppo subiamo anche questi danni che sono incredibili. Quindi col piccone gli hanno sfondato le vetrine, sono andati dentro, hanno rovesciato anche delle stanze che non venivano più usate e hanno veramente creato una sorta di paura, tanto che adesso le persone che non sono più giovani ovviamente hanno veramente paura di entrare in casa, per quanto potessero avere allarmi o tutto quanto. Allora, sono i ladri che aspettano quei 3 secondi di distrazione nostra, che magari una persona non attacca l'allarme, la persona lascia lo scuro aperto perché per vari motivi, anche per i 3 minuti che dico sempre io, non bisogna farlo, però la violenza inaudita con un piccone secondo me è un indicatore, non è più il furto con il buco per lo scasso che ormai siamo abituati a vedere e stravedere, o come vediamo anche nelle immagini uno entra, prende, scappa, va via. Qui col piccone vuol dire che veramente c'è violenza, c'è cattiveria, e quindi questo fa paura alle persone. Fa paura alle persone e non abbiamo dato ulteriori dettagli di questo furto proprio per rispettare la privacy di queste persone che insomma hanno anche paura, ed è quella paura che spesso porta a non denunciare. Lei presenterà dei dati, e poi ne entreremo nel merito, di una sorta di
mappa delle denunce, cioè cosa succede? Sì, in pratica, guardando un attimino dei dati che io poi riporterò anche nella giornata del 26, no? Perché poi è bello fare dei discorsi, ma secondo me è bello anche che siano basati su dati certi, no? Quindi su dati Istat o su Censis e qualsiasi cosa. Ho fatto i compiti a casa, come si suol dire, no? E quindi di fondo si va a vedere dove c'è incidenza di più denunce o non denunce. Ad esempio noi nelle zone nostre, dove ci sono le cittadine più prese d'assalto dai ladri, quindi dove praticamente viene considerato un po' il loro territorio, in realtà le denunce sono comunque molto poche. Perché? Perché c'è questa paura di ritorsione da parte dei ladri. Perché se io vedo una città, in questo momento non dico città, se no vedo poi i sindaci che vanno in panico, no? Però dico, se vedo una città XY che in realtà è categorico, che in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora del giorno, in tutto l'anno ci sono furti, la signora Maria, come la chiamo sempre io, farà difficoltà a fare una denuncia, perché dice sono da sola, ho paura, tanto noi che fa niente, questa è la solita frase che noi sentiamo, a questo punto non denuncio perché poi magari questo viene a sapere che io gli ho fatto la denuncia e viene a trovarmi a casa. Questo crea una conseguenza di problematiche infinite, perché poi vediamo le famose statistiche che sembra che siamo i migliori del mondo e oltretutto abbiamo anche gli agenti che magari vengono dati meno a noi piuttosto che a un'altra provincia, avendone bisogno. E quindi io coglierò l'occasione, vedendo il pubblico, la platea che ci sarà, perché tutti i cittadini, ma ci sarà veramente il fiore di tutta la sicurezza di Treviso, no? Quindi da carabinieri, polizia, prefettura e via, e gli chiederò proprio di sensibilizzare anche a loro e ai sindaci glielo chiederò in maniera pratica, proprio una campagna per le denunce, perché la campagna delle denunce è un po' in sordina, non c'è, se avete visto ultimamente non c'è, se non la facciamo noi non la fa più nessuno e quindi di fondo c'è bisogno proprio di relazionarsi tra noi e questa è la parola chiave di quel giorno, relazionare tra istituzioni, associazioni e cittadini. Oltre a questa mappa delle denunce, oltre a questi dati che lei presenterà, in qualche modo cercherà anche di perorare la causa della richiesta danni, perché lei lo diceva, sì. Ricordiamo l'episodio di Spresiano di qualche settimana fa, di quei ladri con accetta, sì. Mannaia che hanno distrutto una casa costringendo addirittura i proprietari a dormire in albergo, sembra essere sì, all'assurdo, esatto. Danni importanti ve lo raccontiamo noi, lei tra l'altro apro una parentesi diceva invito a non lasciare gli scuri aperti, a me è successo proprio l'altro sì. giorno a Castellano di Paese di una signora che diceva sbadatamente siamo andati a letto e ci siamo dimenticati di chiudere lo scuro e mi diceva ma è possibile che io mi senta quasi in colpa certo. per non aver chiuso lo scuro e chiudo parentesi perché è una riflessione che tutti dobbiamo fare sulla situazione che stiamo vivendo. Esatto. Inviterei i cittadini a chiedere i danni. Assolutamente sì, noi viviamo in un momento un po' strano, no? Dove il ladro ci chiede pure i danni. Se si fa male, certo. si viene mosso dal cane, se qualcuno si difende anche in determinata maniera, con un coltello, con qualcosa, perché poi ricordiamo sempre che se mi entrano in tre armati di mazze e io ho solo un coltello, cioè io posso anche capire il momento che uno vuole, non è che possiamo sempre dire no, venite dentro, vi offro il caffè e magari stanno attenti alla marca del caffè, che non gli bruci lo stomaco, cioè stiamo arrivando a un punto in cui c'è questo malcontento grave. E allora perché no? Scusate, facciamo anche noi battaglia legale con i ladri, prendiamo, gli facciamo causa, gli chiediamo i danni per questo trauma che c'è, infatti anche i dati, tornando al discorso dei dati Istat eccetera, non parlano di mero reato, dicono vittime, noi siamo vittime di reati, quindi c'è una percezione nostra che non è più percezione, di cui non siamo più sereni in casa, ne sentiamo tutti, ogni vicino di noi ha conosciuto qualcuno che nei dintorni ha un furto, quindi non stiamo più bene a casa. A questo punto, siccome ci hanno creato un danno, e non da poco, a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, gli chiediamo i danni. Magari da lì iniziamo anche un percorso, poi ci vorranno vedere anche come fanno a vivere queste persone se sono nullatenenti, come fanno a portare i soldi a casa, mandiamogli anche la finanza, cioè cominciamo anche a rompergli le scatole in una maniera diversa, forse è la chiave di lettura per toglierceli totalmente di torno, no? Ecco, il 26 gennaio non si parlerà solo di furti, si parlerà di truffe, si parlerà di baby gang,
insomma tutti quei temi che vanno di spaccate, perché Certo. ci saranno anche rappresentanti dei commercianti, perché è un tema caldo nella città di Treviso, ma non solo. Certo, sì, assolutamente. È un tema che poi si potrà allargare anche, immaginiamo, in un futuro, in un altro evento, non voglio metterla in panico, magari anche al Veneto, perché è un tema, noi ci stiamo parlando perché voi nascete nella realtà della Marca trevigiana, ma in realtà vediamo spesso post anche di altri comuni, perché è un tema che riguarda tutti i comuni in modo indistinto, così non creiamo nessun tipo di situazione spiacevole. E potrebbe esserci anche l'idea, Demma, laddove ci sia un episodio o più episodi, vuoi spaccate, vuoi furti, vuoi baby gang, che i comuni si costituiscano parte civile sempre di più. Lo aveva lanciato il sindaco Conte, ma si potrebbe allargare la platea, cioè lanciare anche questa proposta ai sindaci presenti. Assolutamente, cioè, secondo me tutti i sindaci devono cominciare a costituirsi parte civile, perché comunque creano una problematica anche alla visione della città, no? Quindi per me dovremmo farlo noi cittadini, i sindaci, presidenti di regione, cioè tutti, in maniera da veramente cinturarli su problematiche tecniche anche legali, no? E forse ci pensano di più. Infatti l'idea di Mario Conte di farsi costituirsi parte civile era ottima. Poi tanti dicevano, ma tanto non hanno soldi. E per quello che poi io dicevo, bene, andiamo a controllare perché non hanno soldi, e perché comunque hanno una famiglia, e perché hanno le auto, e perché tutto. Cioè non fermiamoci solo alla proposta, ma la facciamo a 360 gradi, andando anche a coinvolgere, visto che in quel giorno lì ci sarà, come dicevo io, prefettura, ma ci sarà anche il comandante della Guardia di Finanza della provincia di Treviso, no? Quindi tutti insieme a cooperare in sintonia per cercare la via giusta e forse la via definitiva per trovare. Non sarà una bacchetta magica, nel senso che in 10 minuti risolviamo il problema, ma già puntare le basi su questo è un passo grande, perché fino ad oggi non c'era stato fatto, no? Quindi... E Furti in Corso fa un passo ulteriore, lo possiamo dire, anche con l'appoggio di una consulenza legale per le vittime. Sì, esatto. Adesso abbiamo preso proprio in questi giorni un accordo con uno studio legale di Treviso che ci darà una mano, e non è da cosa da poco, anche per capire poi quando si è vittime, quando si è in certe situazioni, o anche semplicemente per una consulenza per sapere cosa può fare se gli succede una truffa, scusate, o essere vittima di una baby gang, e anche come muoversi, perché la mancanza anche della denuncia in sé è anche il fatto che tanti non sanno come muoversi. Io denuncia per truffa, ma dove vado? Alla polizia postale, vado in questura, vado ai carabinieri, vado in comune, cioè io le sento di tutte, no, ovviamente, perché io ho la mano con i cittadini, io sono un cittadino e siamo tra di noi, e alla fine anche quello secondo me aiuta, ma soprattutto se un professionista o uno studio legale ci dà una mano, cambia totalmente la cosa. Allora, lo ricordiamo, l'appuntamento è per il 26 gennaio dalle 9:30, giusto? Sì, alle 12:30 nel Museo di Santa Caterina. Come si svolgerà la giornata in modo che i cittadini che immaginiamo arriveranno numerosi e immaginiamo vorranno essere protagonisti raccontando le loro storie e portando le loro richieste, come si svolgerà la giornata, la mattinata? Allora, inizialmente si farà una piccola presentazione appunto dell'associazione di Furti in Corso, così la facciamo anche conoscere magari alle persone che sono lì ospiti anche a livello di forze dell'ordine. Poi ci saranno i saluti ovviamente dei sindaco, e magari gli chiederemo se fa 2 parole anche ben accette, perché così, visto che comunque a livello anche di comando polizia locale non è cosa da poco a Treviso, e poi ci sarà uno spazio dove ci saranno degli ospiti che faranno anche loro le loro diciamo considerazioni sul fatto, sempre su questo trio, no? Furti in abitazione, truffe e baby gang, e poi alla fine io terrò abbastanza spazio perché proprio il cittadino, che chiedo sempre con cortesia perché è stato gentilissimo a venire, mi raccomando, potrà riferirsi direttamente al senatore e dirgli perché non possiamo fare questo, perché non si arriva a questo. Ovviamente già un po' di domande ce l'ho anch'io, che sono quelle che ci eravamo parlati anche a Roma, in maniera che però tutti sentano e tutti ascoltano, perché sennò c'è sempre solo confusione, c'è sempre cose riportate male, e quindi poi la gran parte della giornata sarà riferita proprio al dibattito tra pubblico e ministero. Naturalmente seguiremo anche noi questo convegno e vedremo poi quelle che saranno le risposte dalle istituzioni, perché poi quello che alla fine i cittadini si aspettano sono delle risposte che possano poi concretizzarsi. Certo, una risposta posso dire ce l'abbiamo già avuta, no? Il fatto di venire, certo, che non è mai successo, quindi io
io nasco così fiducioso in tutto, quindi ce la faremo. Grazie davvero a Christian Grazie a Demma, voi. Presidente dell'Associazione Furti in Corso, e naturalmente buon lavoro per questo convegno. Noi Grazie. invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi a tra poco. Rieccoci in diretta, continuiamo con la cronaca. In oltre 500 persone hanno salutato per l'ultima volta ieri pomeriggio Attilio Frare, il 56enne morto mercoledì mentre maneggiava un ordigno bellico. Chi si immaginava il primo pomeriggio di mercoledì di trasformarsi in un istante assumendo la forma di un sepolcro? Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Chi può togliere questo macigno messo nell'anima di questa famiglia? Sono le domande che Don Romeo Penon pone a una comunità ancora sconvolta, quella di Guia, che nel pomeriggio ha salutato per l'ultima volta Attilio Frare, il 56enne morto maneggiando un ordigno della Prima Guerra Mondiale nel magazzino adiacente alla propria abitazione. Un'esplosione letale avvertita in mezza valle che in pochi da queste parti dimenticheranno. Si capisce allora che la passione, l'entusiasmo, il coraggio può portare a volte a sottovalutare il rischio, e questo invece gli è stato fatale. Ad abbracciare la compagna di Attilio, Maria José, un paese intero, oltre 500 persone, tra questi il sindaco Luciano Fregonese, l'Avis di cui faceva parte, molti appassionati e recuperanti, gli stessi soci di Valdo Storica, l'associazione che Frare aveva contribuito a creare e guidata dall'amico Paolo Bortolin, che ora vuole preservarne il ricordo. Era uno storico, non come è stato giudicato da tante cose che ho visto scritte, che era un bombaiolo. Lui era uno storico, aveva passione, andava a fondo di qualsiasi oggetto. Quando trovava bottiglie con scritte strane e roba, lui andava fino in fondo. Per noi è stata una settimana difficile perché sì che sapevamo la sua passione, però non sapevamo, siamo rimasti sconvolti, siamo rimasti senza parole. E Attilio aveva un sogno, gli amici di una vita sono pronti a realizzarlo, trasformare il suo deposito, divenuto teatro di una tragedia assurda, in un museo. E aveva la volontà che là rimanesse un museo, un ricordo suo. Noi come associazione faremo il possibile per mantenere il suo desiderio, e penso anche la famiglia voglia questo, insomma. Di nuovo in azione il vandalo che già nel 2025 aveva preso di mira le auto dei dipendenti dello stabilimento Electrolux di Susegana. Nei giorni scorsi 2 le vetture rigate. Venerdì 2 auto sicuramente, adesso non sappiamo se altri colleghi non l'hanno segnalato, questo lungo striscio sulle fiancate, e quindi un pessimo regalo di inizio anno. Dopo una pausa, con il nuovo anno sono ripresi i vandalismi ai danni delle auto dei dipendenti dello stabilimento Electrolux di Susegana. Nel mirino le vetture di 2 operaie che vanno a sommarsi ai diversi episodi che hanno segnato il 2025. Più intenso tra maggio e giugno, ricomparso tra settembre e ottobre. Danni ingenti e preventivi decisamente elevati. Si parla di 3-4 mila euro, che per un lavoratore, un operaio, significano importanti risorse, tante volte l'intero risparmio di un anno. Sale così a 15 il numero delle vetture rigate, probabilmente con una chiave. Si ipotizza che potrebbero essere quasi tutte opera della stessa mano. Mettono in tensione un'intera comunità di lavoratori, perché è proprio fatto a caso, non c'è un filone logico in chi è stato colpito. Dal sindacato la richiesta di intervenire per mettere fine a questi inquietanti episodi. Ai lavoratori facciamo mandare una mail che chieda di bloccare i video, perché sono video sorvegliati, i parcheggi, in modo tale che poi i carabinieri con la relativa querela, denuncia, possano
accedere a queste registrazioni. Ci aspettiamo insomma normalmente che, visto che c'è il protrarsi di questi continue danni vandalici sulle auto delle persone, e visto che ci sono i video e visto che sembrerebbe possibile individuare chi ha commesso questi fatti, ci sia anche la possibilità di, diciamo così, di far cessare intanto, e poi chi ha subito i danni di poter avere un risarcimento, perché non è pensabile continuare così, perché se no bisognerà che pensiamo a qualche forma di protesta, perché insomma paghiamo le tasse e vogliamo essere tutelati. La politica con le prime scintille di campagna elettorale per le comunali di Venezia. Il Partito Democratico lancia la candidatura di Andrea Martella a sindaco. Nei prossimi giorni la consultazione è allargata a tutta la coalizione di centrosinistra. Duro scambio tra Simone Venturini e Monica Sambo. Come Partito Democratico ci stiamo incontrando nei vari territori proprio per consultare i nostri iscritti e le nostre iscritte in merito proprio a questa proposta di candidatura che è emersa dal tavolo della coalizione in merito alla figura del senatore Andrea Martella. La consultazione interna del Partito Democratico veneziano nei vari territori comunali sulla candidatura di Andrea Martella, prossimo sindaco di Venezia, rappresenta il primo passo di un confronto che nelle prossime ore sarà esteso a tutte le forze della coalizione di centrosinistra. Senatore e segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella ha scritto sul suo profilo social: è tempo di contrapporre al fallimento del centrodestra una visione nuova della nostra città. Da un lato Venezia senza abitanti, sempre più spopolata, dall'altro Mestre che purtroppo è diventato simbolo di degrado e insicurezza, quindi una città che invece va ascoltata e va profondamente cambiata. Siamo certi che anche la figura di Andrea Martella possa accogliere queste istanze. Sul versante del centrodestra, il candidato sindaco che appare più probabile per il dopo Brugnaro è Simone Venturini, attuale assessore alle politiche sociali, della residenza e del turismo. I nomi non sono ancora ufficiali, ma le dichiarazioni appaiono già da confronto elettorale. Io credo che il prossimo sindaco e quindi i candidati sindaco devono essere espressione di questa città, non devono essere calati dall'alto, non devono essere in posizioni di segreterie di partito romane e devono essere persone che hanno vissuto in questo territorio. Io credo che sarebbe un ottimo sindaco di Portogruaro, città che conosce molto bene, non so se ha la conoscenza e insomma abbia vissuto questa città come tanti altri candidati sindaco. Dichiarazioni anche un po' scomposte da parte dell'assessore Venturini, che in realtà in questi ultimi 10 anni è stato l'artefice purtroppo di tantissimi problemi legati alla città. Farsi fare anche la morale in qualche modo da chi ha governato 10 anni la città in settori strategici, ricordiamo casa, sociale e turismo, tanto per citarne un altro dei grandi problemi della città, assolutamente non l'accettiamo. Una giornata di proteste, quella di ieri, organizzata dal movimento Propal. Gli attivisti hanno contestato la presenza di imprenditori di Israele alla Fiera dell'Oro, inaugurata l'altro ieri a Vicenza. Ieri a mezzogiorno i momenti di maggiore tensione. Spintoni e slogan scanditi davanti alla stazione ferroviaria, dove è stato necessario l'intervento di forza dei poliziotti per sgomberare gli attivisti che impedivano la partenza dei bus navetta dei visitatori della Fiera dell'Oro inaugurata ieri. È il momento di maggiore tensione durante la giornata organizzata dai componenti di Vicenza per la Palestina, un raggruppamento di associazioni, sindacati di base e centri sociali che hanno voluto manifestare contro la presenza di imprenditori israeliani al prestigioso evento di caratura internazionale. Abbiamo bloccato la navetta come gesto simbolico per interrompere la normalità che sta attorno alla Fiera dell'Oro, per denunciare il fatto che non è accettabile essere complici con l'economia di guerra israeliana. La giornata di protesta era iniziata presto con la realizzazione di un'installazione all'ingresso della fiera che simulava un posto di blocco a Gaza. Verso le 11 poi un corteo si è snodato dalle vie del centro in Viale Roma per raggiungere la fermata dei bus con un messaggio preciso. Ci rivolgiamo
pensiamo alle istituzioni locali, al governo. Sappiamo che già molte sanzioni sono state fatte sia nei confronti dell'Iraq che nei confronti del Venezuela. Niente invece è stato fatto su Israele, per cui il nostro appello è verso le nostre istituzioni. Quello che noi chiediamo al Comune è che sia conseguente, se dice di essere rispettoso dei diritti umani e del diritto internazionale, e Israele venga escluso da tutte le fiere che organizza come socio. Il commercio dei diamanti è uno dei principali commerci che Israele ha per quanto riguarda anche il finanziamento anche del genocidio che sta compiendo, e per questo motivo abbiamo deciso di creare queste iniziative, una giornata piena di iniziative il 17 gennaio, tra cui appunto il blocco della strada principale dove avevamo fatto un checkpoint. Nel pomeriggio una cinquantina di attivisti sono tornati nei pressi della fiera in via della Siderurgia per un sit-in durato fino all'imbrunire. Noi vicentini e vicentine, comunque a tutte le persone che oggi entreranno in fiera, stiamo dicendo che all'interno della fiera ci sono dei padiglioni che sono collegati commercialmente, economicamente con Israele, perché hanno la sede a Tel Aviv o hanno comunque dei contatti, e questo a noi non sta bene, e per questo siamo qui a dire che questa cosa a noi non sta bene. Cambiamo argomento, oggi è il giorno della fiamma olimpica in Veneto, nel pomeriggio ci sarà l'ingresso ufficiale a Verona, atteso intorno alle 17:30 e poi alle 19:30 il momento clou in piazza Bra con l'arrivo dei tedofori. Insomma, la FIA ci si avvicina sempre più, è davvero iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e il Veneto diventa protagonista a tutti gli effetti proprio con il passaggio della fiamma olimpica, e oggi parliamo proprio di questo, del passaggio tra i luoghi simbolo in qualche modo della nostra regione. Lo facciamo con un tedoforo. Buongiorno ad Alberto Crivellaro, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, sezione di Treviso. Un passato ma anche un presente da schermitore con l'associazione Scherma Treviso, allievo del grande maestro Geslau. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Tedoforo aperto, quindi un luogo davvero simbolo della storia del Veneto. Quando toccherà a lei? Allora, io sono stato selezionato per il 26 di gennaio, è molto precisa l'organizzazione perché 8:48 devo trovarmi a Longarone nel luogo di raduno, dopodiché vengo trasportato alla posizione, mi sembra 14 di ricordare, dove alle 10:47 mi sarà passata la fiaccola olimpica. Ora parleremo delle emozioni, perché non capita tutti i giorni una cosa del genere. Saluto l'assessore all'istruzione del comune di Asolo, Laura Basso. Buongiorno assessore, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a voi. Perché Asolo, se non sbaglio, dalla tabella di marcia di quello che è il percorso, dovrebbe essere il primo comune della Marca Trevigiana ad accogliere la fiamma olimpica il 21 gennaio, assessore? Esattamente, il 21 gennaio ci sarà la fiamma olimpica che farà un passaggio qui anche nella nostra città, e come accennava prima, molto preciso anche l'orario del nostro passaggio, quindi ci sarà la partenza della fiaccola alle 13:15 dalla zona del parcheggio coperto della Cipressina, e successivamente la fiaccola con 5 tedofori attraverserà il centro storico della nostra città per poi ripartire entro le 13:45. La città si sta già preparando, assessore, abbiamo delle foto della città addobbata proprio per accogliere, perché è un momento storico che è difficile da dimenticare. Sì, è proprio un momento storico per la nostra città, tra l'altro riconosciuta già tra i borghi più belli d'Italia, Città Slow, e anche recentemente conosciuta come Best Tourism Village dalle Nazioni Unite. Si sta addobbando, ci sono per esempio un'azienda ha donato quelle bandierine che abbiamo attaccato lungo il percorso,
Alcune vetrine dei negozi si sono addobbate con questo tema delle Olimpiadi, dei locali stanno organizzando la pasta asciutta prima del passaggio della fiaccola. E, insomma, l'entusiasmo per questo momento è stato veramente coinvolgente, tanto che abbiamo coinvolto le scuole che porteranno i bambini e i ragazzi in centro a vedere proprio questo importante simbolo di pace, di unione, di sport. E addirittura abbiamo la partecipazione di ben 6 classi della scuola primaria, 4 classi della scuola secondaria e anche i bambini della scuola dell'infanzia parteciperanno a questo momento. Tra poco, Assessore, anche la biblioteca esatto, le chiederò nello specifico ha imbastito un concorso di disegni proprio per accendere la fantasia dei bambini che potranno partecipare a questo evento attraverso la compilazione di un disegno che poi consegneranno alla biblioteca e verranno esposti durante questa manifestazione. Nonché sempre con la biblioteca abbiamo organizzato l'incontro con Tony Venturato, che verrà a parlarci del suo rapporto con lo sport, del suo libro Never Give Up e di questo siamo davvero molto molto contenti. Alberto Crivellaro, come inizia questo percorso che poi la porta ad essere tedoforo? Allora, si fa una selezione, è tutto oramai online, si fa una selezione, si compila un format dove si indicano le ragioni per le quali uno pensa di potersi candidare e anche di meritarsi di essere tedoforo, quindi è un po' una selezione motivazionale. Poi io come appunto presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, sezione di Treviso, c'erano anche dei posti riservati a noi e quindi si fa una serie di selezioni online. Poi arriva una prima comunicazione dove si viene informati di essere stati selezionati e scelti, poi arriva una seconda comunicazione con il manuale del tedoforo molto dettagliato dove viene spiegato come si deve svolgere la frazione, certo, dove viene poi spiegato come ci si deve comportare, si viene poi anche invitati a condividere il momento nei propri social, ci sono ora non so il termine esatto tecnico, come delle immagini, certo, da pubblicare e poi si resta in attesa della comunicazione del luogo esatto. Tutte queste fasi richiedono poi una conferma. E l'ultima è arrivata venerdì dove proprio viene indicato il luogo di ritrovo, il luogo dove si porterà la fiaccola, sono mi sembra 200 metri, che spero non mi vogliano far fare troppo di corsa perché oramai la forma fisica è sempre meno. Anche perché ci sarà l'emozione che giocherà un ruolo importante. Infatti. Quindi viene appunto quello che non so è se mi verrà passata la fiaccola o se io avrò una mia fiaccola e verrà accesa. Okay. Questo poi danno, tutte le indicazioni vengono date lo stesso giorno. Da quello che mi hanno detto ci sono i portatori della fiaccola olimpica e ci sono poi gli accompagnatori. Da qualche foto ho visto ci sono tutta bianca chi porta la fiaccola e tutta blu gli accompagnatori, perché è anche un evento che tocca la comunità e che tocca il paese. Poi Erto, come diceva lei, ha un significato che ulteriore per ciò che è accaduto e anche per la rinascita stessa del paese, esatto, che è stato abbandonato e adesso è tornato vivo. E la fiaccola è un po' anche questo simbolo, diceva l'assessore Basso, simbolo di pace, simbolo di rinascita, simbolo anche di forza. Quando ha ricevuto la conferma che sarebbe stato tedoforo? Beh, è stata sicuramente un'emozione, oltre che un onore, anche e una perché responsabilità. Certo, anche perché le Olimpiadi non capitano tutti i giorni, anzi in più portare la fiaccola all'Olimpiade che c'è stata 50 anni fa ha un significato ulteriore, poi per un veneto nel Veneto. E
lei, posso chiederle, al di là del suo importante ruolo di presidente dell'associazione, quali sono state le motivazioni che ha indicato perché potesse essere scelto come TED Talk? Cioè, che cosa rappresenta per lei lo sport e l'Olimpiade nel dettaglio? Il messaggio che cerco di portare avanti sia come atleta, anche se oramai ha un tempo molto perso, e come presidente dell'associazione, è che lo sport e lo spirito sportivo non deve finire quando finisce l'attività agonistica, ma deve continuare. Io quello che vedo i ragazzi di Scherma Treviso, ma anche quello che è toccato a me, si creano dei rapporti di amicizia che si portano avanti per tutta la vita. Io faccio Scherma da 42 anni, quasi 43 oramai, e ho amici da 43 anni. Io quello che dico sempre, io andavo in palestra invece che andare in strada, e oggi più che mai, con quello che si sente, lo sport deve essere un faro per i ragazzi. Noi anche con l'associazione nazionale abbiamo un progetto con l'IPM, carcere minorile, dove una volta alla settimana andiamo a spiegare quali sono i valori dello sport ai ragazzi che sono lì, e questo progetto proprio insegnava che quando si cade ci si rialza, perché non esiste un atleta che vince sempre, anzi sono più le sconfitte rispetto alle vittorie, ma la sconfitta non ti deve abbattere, la sconfitta ti insegna proprio a riniziare ad allenarti di più, e è questo il messaggio che dà lo sport. Come diceva l'assessore, never give up. Ecco, Assessore, lei come Assessore all'istruzione immagino sposi quello che ha detto Alberto Crivellaro del messaggio che le Olimpiadi vogliono lanciare al di là dell'evento sportivo così importante, ma proprio perché lo sport deve essere un veicolo per tenere i ragazzi lontani dalle tante possibili situazioni di violenza di cui purtroppo spesso sono protagonisti, anche giovanissimi. Sì, assolutamente condivido tutte le parole che ha detto l'ospite, e veramente per noi è importante la partecipazione di tanti bambini a questo momento qui nella nostra città, proprio perché vogliamo trasmettere questo messaggio e soprattutto che non si debba fermare, come ha detto prima Crivellaro, allo sport durante il momento di sport, ma deve essere una cosa che si porta avanti durante tutta la vita e con tutte le persone che abbiamo intorno, non solo in un momento non solo durante l'attività sportiva, ecco. Quando andate a incontrare i ragazzi nel carcere minorile, qual è il riscontro che vedete in loro quando si parla di sport? Allora, quello che ha colpito, io sono andato un paio di volte, è questi ragazzi quasi tutti arrivano da una carenza familiare. Cioè, il punto comune è che non hanno una famiglia, non hanno un supporto. E lo sport è l'ambiente che può in parte coprire questa carenza. Quello che io dico sempre, il maestro Geslao, è stato un secondo padre per me. Certo. Cioè, lo sport crea un ambiente, crea un gruppo, delle relazioni che, ripeto, al di là della vittoria e della sconfitta, non tutti nascono campioni, la gara la vince una persona, ma è tutto ciò che gira attorno, è il legame, il famoso legame di spogliatoio, che sia uno sport singolo o uno sport individuale, ed è quello il messaggio che noi cerchiamo di passare a questi ragazzi, ragazzi che magari si trovano coinvolti perché arrivano, perché diciamo il guadagno facile è quello dato magari dal piccolo furto alla rapina, dal piccolo spaccio, mentre lo sport insegna che non ci sono scorciatoie. C'è un detto che dice è successo solo nel vocabolario, sì, viene prima di sacrificio, e lo sport questo insegna che lavorando duramente forse si può arrivare a un risultato, ma se non lavori duramente certamente non arrivi a nessun risultato, e questo poi anche nella vita. Fatica. Sì, un'altra cosa che mi ha colpito quando io spiegavo un po' come funziona la Scherma, i gruppi sportivi, i gruppi militari, e qualche ragazzo mi ha detto: ma si guadagna 1 milione di euro,
che gli ho detto nella scherma purtroppo no, sicuramente 1 milione non lo guadagni neanche se vinci 3 Olimpiadi. Però questo è il parametro sbagliato che purtroppo, ma anche un certo tipo di società trasmette a questi ragazzi. Assolutamente sì, e spesso anche noi adulti siamo responsabili di trasmettere questi messaggi sbagliati. Assessore Basso, chiaramente sono tanti gli aspetti legati a questo evento che porterà gli occhi del mondo su Cortina, insomma sull'Italia, e c'è l'aspetto, e immagino che per una realtà come Asolo non sia da sottovalutare, della ricaduta dal punto di vista del turismo. Asolo ha un turismo sempre più in crescita, meta appunto dei viaggi di chi arriva anche da fuori Italia, ma con queste Olimpiadi sicuramente vi aspetterete un incremento dei visitatori nel vostro splendido borgo. Sì, noi siamo sempre pronti ad accogliere i turisti. E proprio quello che ci caratterizza è lo slow tourism e quindi il piacere di vivere per qualche momento questa città e di sentirsi accolti per il tempo che un turista vuole dedicarci, sentirsi accolti come un abitante, come un cittadino. E quindi noi ci aspettiamo anche che ci sia qualche incremento, qualche collegamento proprio con queste Olimpiadi invernali. Tanto la città è prontissima ad accogliere la fiamma olimpica, lo ricordiamo, il 21 gennaio arriverà ad Asolo per questo evento storico, Asolo che entrerà nella storia delle Olimpiadi invernali 2026. Assessore, io la ringrazio davvero tantissimo per averci dedicato questa domenica e averci raccontato come la città si sta preparando. Grazie davvero a Laura Basso, assessore all'istruzione del Comune di Asolo. Buon lavoro. Grazie, io ringrazio voi e soprattutto ringrazio anche tutte le associazioni sportive e di volontariato che si sono dedicate all'organizzazione e alla preparazione di questo momento. Assolutamente sì, perché è un evento che, come diceva anche Alberto Crivellaro, riunisce la comunità, tutti si sentono in qualche modo coinvolti ed è così che deve essere con le Olimpiadi. Grazie davvero Assessore, buon lavoro e buona domenica ancora. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, ultima domanda anche a lei Alberto, insomma è tutto pronto, come si sta allenando per questi 200 metri portando questo peso soprattutto psicologico della fiamma olimpica? La mia preoccupazione principale è come mi vesto più che come mi alleno, perché nel manuale di istruzioni c'è scritto che ovviamente la tuta deve coprire tutto l'abbigliamento, certo, ma la tuta è molto leggera e Erto non credo sarà caldissimo anche il 26. Perché è previsto un abbassamento importante delle temperature. Sì, il 26 quindi gennaio, quindi sto cercando di capire cosa mettere sotto alla tuta e che scarpe portare per fare questi 200 metri. Ecco, quindi la mia preoccupazione principale è non prendermi un raffreddore o peggio. Ecco. Poi per il resto confido insomma, che 43 anni di sport mi consentano di fare 200 metri ecco, con 1,5 kg di torcia. Sarà la sua famiglia insieme a lei quel giorno? Mi accompagna mia moglie che è medico, quindi dovesse succedermi qualcosa mi soccorre. Un ottimismo. Intanto in bocca al lupo e insomma, aspettiamo di vedere le foto sui suoi social e comunque insomma, di poter accompagnarle in questa giornata storica. Grazie. Ecco, e mi accompagnerà anche un piccolo drappello di associati che verranno a fare il tifo. Ecco. Grazie a voi davvero dell'invito. ad Alberto Crivellaro, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, sezione di Treviso e Tedoforo a Erto. Grazie davvero e noi ci fermiamo per la pubblicità ancora, tra poco. Rieccoci in diretta, chiedo scusa, stavo guardando gli ultimi aggiornamenti, parliamo di un tema molto sentito, abbiamo accennato prima parlando del valore delle Olimpiadi a quello che è il disagio giovanile, disagio che spesse volte anche riguarda le dipendenze, l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti. Allora il comune di Gaiarini insieme alla comunità di San Patrignano rinnova l'iniziativa dello sportello amico
amico, mettendo a disposizione uno spazio per chi appunto ha a che fare con le dipendenze ma ha la voglia di uscirne. Ci raccontano tutto nel dettaglio proprio il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi, ben ritrovato. Buongiorno e grazie per l'opportunità. E grazie, buongiorno a Giuseppina Zanin, referente della comunità di San Patrignano e responsabile di questo sportello. Buongiorno Giuseppina e grazie anche a lei per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi. Sindaco, intanto le faccio subito una domanda molto diretta. Voi rinnovate questa iniziativa perché avete avuto, insomma, avete una immagine di bisogno di servizi del genere sul vostro territorio, cioè conoscete storie di ragazzi, di persone che hanno a che fare con le dipendenze e che hanno bisogno di un aiuto per uscirne? Purtroppo sì. Tra l'altro lo sportello è in collaborazione con altri 17 comuni e rubo qualche secondo per menzionarli perché è tanto veramente l'essere riusciti a fare rete, quindi i comuni di Cimadolmo, di Codognè, di Cordignano, di Fontanelle, di Godega, di Mansuè, di Mareno, Oderzo, Ormelle, poi c'è Orsago, Ponte di Piave, Porto Buffolè, Salgareda, San Fiore e Vazzola. Abbiamo individuato e a conferma poi c'è anche l'ultimo lavoro che è un ritratto degli adolescenti in provincia di Treviso fatto dalla nostra ULS 2, dalla conferenza quindi dei sindaci e dalla prefettura, che si chiama Generazione Z. Devo mettere gli occhiali perché sono numeri pesanti e sul tema dell'alcol ad esempio l'80% dei ragazzi e delle ragazze intervistate ha dichiarato di aver bevuto alcol. Una parentesi, non è fatto tra 3 persone ma sono stati fatti più o meno 4.000 interviste. Il 44% delle ragazze e il 40% dei ragazzi dichiara di essersi ubriacato almeno una volta nella vita e addirittura un 40% ha dichiarato di aver assunto 5 o più unità alcoliche consecutivamente nell'ultimo mese. Se parliamo poi di chi utilizza, anzi ha dichiarato di utilizzare psicoattivi senza prescrizione, c'è un 24% di questi ragazzi, il 31% dei maschi e il 16% delle femmine ha giocato d'azzardo, e poi se prendiamo i 18enni saliamo addirittura al 39%, il 36% dichiara di avere un problema medio grave con la tecnologia e il 16% di femmine e il 10% di maschi un uso gravemente problematico, per finire con un 42% che dichiara di essere stato vittima di cyberbullismo. Andando sul tema delle dipendenze e quindi della cannabis, il 23% dei maschi e il 20% delle femmine ha provato la cannabis. L'età mediana, e qua teniamoci duro, del primo utilizzo è di 15 anni e nell'ultimo anno il 23% dei maschi e il 16% delle femmine ha presentato un consumo problematico. Ecco, direi niente di nuovo per quanto già conosciamo sul tema delle droghe, ma da qua dobbiamo partire, perché chi vive in queste situazioni di disagio ovviamente con questi comportamenti a rischio sono inevitabilmente i più vulnerabili e tra l'altro sfocia appunto che un 6% si rifugia poi nel mondo delle droghe. Dicevo niente di nuovo, ma da qua dobbiamo continuare ad andare avanti su questo tema. Premetto subito, non vogliamo e non dobbiamo e non è nel nostro obiettivo sostituirci a quello che fa l'USL, ci mancherebbe. L'USL fa bene il suo lavoro, noi cerchiamo di essere quel faro nel territorio, perché ahimè tante volte magari è più facile che li intercettiamo noi come comunità piuttosto che, e soprattutto essere da supporto alle famiglie. Ecco che allora nel settembre del 2020 Gaiarine è diventato comune amico di San Patrignano, anzi il primo comune in Italia
comune amico di San Patrignano, e lo dico con orgoglio, perché in San Patrignano abbiamo sempre riconosciuto, poi magari Giuseppina, che la conosce meglio di me l'associazione e la comunità, potrà entrare nello specifico, ma San Patrignano ha veramente degli strumenti all'avanguardia per essere da supporto a chi è coinvolto da questo mostro, io lo definisco così, che è la droga. Poi da là è stato naturale nel 2022 aprire proprio qui a Gaiarini, ripeto, grazie agli altri comuni, questo sportello amico, e qua Giuseppina assieme a un'altra persona per me di riferimento, che è la Elisabetta, la Betty da Treviso, dell'Associazione Amici di San Patrignano, ci hanno dato veramente un grosso apporto e un grosso aiuto. Siamo andati infine con sindaci, ULS, scuola, e c'erano anche alcuni parlamentari in visita alla comunità, sempre sul finire del 22, ed è stato un momento dove abbiamo potuto toccare tutti con mano quanto fa la comunità e quanto disagio poi ci sia, e confrontarci anche su quanto disagio ci siano nei nostri territori. E per me, per noi, per tutti è imprescindibile il fatto che dobbiamo fare rete. Giuseppina, si rinnova questo sportello, come è andata negli anni precedenti? Cioè, qual è stata la risposta poi delle persone a questa possibilità, a questo servizio? Beh, innanzitutto le persone che chiamano sono sempre i familiari di qualcuno che ha il problema, perché purtroppo chi ha un problema di dipendenza non si rende conto di averlo. E quindi la famiglia, in genere chiama la famiglia, chiama ed è disperata. E quindi lo sportello come risposta iniziale dà assolutamente l'ascolto, anche se è una semplice telefonata, dà un ascolto, e dall'ascolto poi diamo informazioni, diamo supporto e accoglienza. Abbiamo ricevuto anche telefonate da fuori regione, perché il numero è anche in internet, alle quali persone diamo le informazioni di rivolgersi alle istituzioni e al servizio sanitario nazionale, ma anche alle associazioni legate alla comunità di San Patrignano, che sono presenti in ogni regione e in quasi ogni città d'Italia. Ecco, lo ricordiamo, Giuseppina, si tratta di uno sportello gratuito. Assolutamente, lo sportello funziona appunto ricevendo delle telefonate, ci può essere anche un colloquio conoscitivo, dopodiché se le famiglie vogliono le indirizziamo alle associazioni, in particolare io faccio parte di quella di Treviso, e lì si comincia un percorso, perché se vogliamo aiutare una persona che ha una dipendenza, tutte le persone che sono intorno a lui, soprattutto la famiglia, deve iniziare un percorso. Diceva prima il sindaco perché San Patrignano ha gli strumenti giusti per aiutare queste persone. Che strumenti sono? San Patrignano è sul pezzo non solo a livello italiano, ma anche fa parte del comitato scientifico, adesso non ricordo il nome, mondiale, sulle droghe. La difficoltà è che le droghe cambiano, cioè cambiano in continuazione. Quando tu hai capito un tipo di droga, dopo 5 minuti ne arriva un'altra, e questa è la grossa difficoltà che hanno tutte le comunità e chiunque poi pensi e cerchi di essere da supporto a chi fa uso di droghe. Io non me lo toglierò mai quella sera che è venuto qua in comune un papà e una mamma novantenni piangendo, e gli ho detto: ma cosa è successo? Io voglio parlare col sindaco. Hanno detto giù in segreteria, e insomma le ho ricevute subito, erano le 6 di un pomeriggio dello scorso inverno, e pensavo avessero qualche problema. Invece mi ha detto: sindaco, so che avete lo sportello, ho visto le locandine dal mio medico. Bene, io ho un figlio, abbiamo un figlio, non sappiamo cosa fare. Questi
ovviamente economicamente adesso lo capirete anche stanno bene, davano al figlio 500 euro al giorno. Dico 500 perché sono 500, non per dire tanto. 500 euro al giorno non ho neanche coraggio di fare il conto di quanto abbiano dilapidato del loro patrimonio. Perché? Perché poi subentra anche la convinzione, questo, che piuttosto che tuo figlio vada a fare rapine, vada a fare qualcosa, tu genitore apri il portafoglio e glieli dai. È una situazione, questa è una di quelle peggiori, ma poi confrontandomi con Giuseppina in tanti anni poi che ho frequentato anche io l'associazione di San Patrignano, situazioni drammatiche ce ne sono tante. Questa rappresenta secondo me quanto sia importante lo sportello, proprio, ripeto, una coppia, un papà e una mamma, che non sanno cosa fare per il loro figlio, perché ovviamente lo vogliono aiutare, trovano questa luce di speranza nello sportello e si rivolgono a noi. Tant'è che il primo obiettivo dello sportello è sì ovviamente di intercettare i ragazzi, chi ha il problema, ma essere soprattutto da supporto ai genitori che non sanno cosa fare, non sanno da che parte muoversi, non sanno cosa fare e come poter operare per aiutare il proprio figlio. Abbiamo capito che è una storia che l'ha particolarmente colpita, Sindaco. Abbiamo visto insomma la commozione ricordando quell'incontro con questi due genitori, ma immagino, Giuseppina, che siano tante le storie simili che arrivano e che chiaramente arrivano anche in una realtà molto più grande come quella di San Patrignano. Beh, noi abbiamo un'infinità di richieste continue e abbiamo un'associazione dove a Treviso accogliamo le famiglie. Ovviamente siamo tutti volontari, diventiamo negli anni volontari, per chi diventa volontario in questo chiamiamolo settore è perché ha provato sulla propria pelle, e abbiamo capito che solo se ci uniamo fra famiglie possiamo aiutarci, e soprattutto una famiglia quando ha questo problema vive una grande vergogna, vive un grande senso di colpa e un grande senso di fallimento. E in tutti gli anni che io sto facendo associazione ho capito una cosa, che non ci sono colpe o responsabilità, perché ogni famiglia a casa propria cerca di fare il possibile. Purtroppo oggi le sostanze sono talmente tante e a basso costo che è veramente difficile proteggere soprattutto la nuova generazione di ragazzi. Quindi quando le famiglie si rivolgono a noi cerchiamo di far capire, di far prendere consapevolezza che la dipendenza, che può essere il gioco, l'alcol o la sostanza, non è, cioè è una guerra e non si vince in poco tempo, ci vuole tanto tempo, soprattutto ci vuole tanto tempo a far capire a chi ha il problema che deve chiedere aiuto, e la famiglia in tutto questo percorso viene supportata perché ognuno di noi porta la propria esperienza e le famiglie di queste esperienze possono farne diventare delle strategie da mettere in atto in modo che la persona si renda conto che ha bisogno di aiuto. E abbiamo anche riusciamo ad aiutare, insomma abbiamo avuto anche delle belle soddisfazioni. Purtroppo ultimamente facciamo fatica perché i giovani, soprattutto i giovani, fanno uso di sostanze sintetiche che creano dei danni irreversibili al cervello, e questo ci mette in enorme difficoltà. Giuseppina, di che sostanze stiamo parlando che voi avete proprio constatato essere usate dai ragazzi che poi arrivano tramite vari canali al vostro sportello? Assolutamente le pasticche, l'estasi è una cosa proprio che i giovanissimi usano, perché passano come una cosa che ti fa star bene, che ti fa stare a livello degli altri, poi la usano con l'alcol, quindi, ma non solo quello, ormai anche i giovani possono accedere al crack. Di che età parliamo? Ma anche semplicemente la cannabis usata in età evolutiva, insomma ci sono gli studi che
evidenziano che la cannabis crea un disturbo di personalità permanente. Da che età si inizia, dalla vostra esperienza, Giuseppina? Abbiamo già ragazzi, partiamo dalle medie. Quindi 13-14 anni. Sì. Purtroppo noi possiamo interagire con i maggiorenni, per quanto riguarda i minorenni possiamo sempre supportare le famiglie, ma i minorenni passano attraverso ovviamente il Tribunale dei minori, qualora ci fosse la necessità di un ingresso in comunità, insomma. Chiaramente chi si rivolge a noi è perché vorrebbe che il proprio caro entrasse in un percorso comunitario. Noi siamo legati alla comunità di San Patrignano, ma qualora la comunità non fosse idonea, attraverso i SERD si riesce a trovare insomma anche un'altra modalità di percorso. Non lasciamo nessuno per strada. Lei ha detto, Giuseppina, che si diventa volontari perché si conosce questa realtà. Se vuole rispondere, chiaramente anche lei quindi ha avuto modo, con qualcuno di vicino a lei, di conoscere questo tunnel, questo incubo? Beh, io ho vissuto più di 20 anni fa la tossicodipendenza di mio figlio, ci siamo accorti che era un adolescente alla fine del problema delle sostanze. Fortunatamente come famiglia abbiamo capito subito che da soli non ce l'avremmo mai fatta. Uno, perché eravamo impreparati, e due, perché è un mondo che ti sconvolge e sei impotente e non riesci ad aiutare il tuo figlio, quindi ci siamo affidati sia al servizio sanitario che alle famose associazioni e insomma poi arrivati al dunque, insomma mio figlio ha fatto un percorso in comunità, oggi insomma è un uomo maturo, vive all'estero e fa la sua vita. È una storia a lieto fine perché si può uscire dalla dipendenza, e questo è il messaggio che volete trasmettere con questo sportello? Assolutamente sì, noi abbiamo tanti ragazzi nostri che si sono fatti una famiglia, oggi hanno dei figli, si può uscire. E l'invito che faccio io alle famiglie rispetto ai miei tempi, la differenza che noi vediamo oggi è che oggi le famiglie vorrebbero risolvere subito il problema nel momento in cui capiscono che è diventato ingestibile. Non funziona così, ci vuole tanta pazienza e ci vuole costanza soprattutto dalla famiglia. Noi quando iniziano un percorso da noi in associazione diciamo sempre di non mollare. A noi come famiglia sono voluti 2 anni prima che mio figlio si decidesse di entrare in comunità, perché chi ha questo tipo di problema ha bisogno di toccare un fondo prima di rendersi conto di quello che sta succedendo nella sua vita. E quindi alle volte bisogna anche solo aspettare, però aspettare con la consapevolezza di essere pronti che quando queste persone, questi figli, fratelli, ci sono capitati anche genitori, hanno il problema, tutte le persone che sono attorno sono forti nel supportarli, nel prendere la decisione giusta. Sindaco, com'è possibile arrivare a questo sportello? Abbiamo visto le locandine che appunto sono distribuite nei vari comuni, c'è un numero di telefono, c'è un indirizzo mail, se li ricorda? Quelli sono i canali di contatto, rimetto gli occhiali perché l'età avanza. Il cellulare è 331 9399 152, una mail segreteria@comune.gaiarine.tv.it. Diversamente ci trovate anche nelle pagine Facebook come Sportello San Patrignano, piuttosto che un messaggio su WhatsApp. Grazie davvero. E ancora ultimo, chiamate i vostri sindaci, chiamate le vostre amministrazioni, a prescindere che facciano o meno parte dello sportello, che tra l'altro anticipo che ci sono in corso anche incontri con altre amministrazioni che vogliono giustamente, secondo me, far parte dello sportello. Dico sempre che finché ho persone come Giuseppina al mio fianco, la vita di noi amministratori è molto più semplice. Assolutamente. E soprattutto rispondiamo al territorio. E noi ringraziamo chi si mette a disposizione per la comunità. Grazie davvero a Giuseppina Zanina, referente San Patrignano e responsabile dello sportello Amico. Grazie davvero anche al sindaco Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine. Buon lavoro e buona domenica ad entrambi. Grazie davvero per essere intervenuti. E ripeto, grazie a voi per lo spazio, perché al di là di lodare la trasmissione, quando
si va a dare risposte al territorio, credo sia una cosa, no Giuseppino, una cosa che non ha eguali. Assolutamente. Sì, vorrei aggiungere solo una cosa. Io devo chiudere, allora, Giuseppina, velocissima. Se chiamate e non rispondo sarete ricontattati. Importantissimo, ha fatto bene a dirlo. Grazie davvero, grazie ad entrambi. Noi siamo in chiusura, grazie ad Alessandro Granzera e a Italo Morao in regia. Vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo, a seguire Una buona giornata, la nostra sitcom, e poi Itinerari Padovani, Patrimonio Provincia Musme, e alle 16:22 torna l'appuntamento con il film, oggi L'altro volto della speranza. Buona domenica a tutti.